Grazie molto Presidente, sono molto felice di essere qui a raccontare quello che l'Università di Padova sta facendo nell'isola di Creta e sono felice di farlo a fianco a Francesca Ghedini. Se siamo a Creta da 20-25 anni ormai è perché appunto 25 anni fa il coraggio e l'entusiasmo mio e di Francesca erano indomiti e devo dire anche indomabili, e quindi il 15 giugno del 2001 abbiamo preso un aereo dal Marco Polo, siamo atterrati ad Atene, da Atene siamo atterrati a Heraklion, alla veneziana Candia, e abbiamo iniziato questa avventura cretese, un'avventura appunto che all'epoca era dotata di una buona dose di incoscienza per l'importanza del ruolo che la Scuola Archeologica Italiana di Atene ci affidava in quest'isola. Ed è un'isola straordinaria, appunto siamo finiti a Creta e deciso di rimanere a Creta non a caso, perché quest'isola è un qualcosa di centrale in tutte le storie del Mediterraneo. E per iniziare a raccontare questa nostra avventura a quest'isola non si può che iniziare da dove tutti siamo partiti, noi tutti studiosi del mondo classico e del Mediterraneo, ovvero dal poema più bello che l'antichità ci ha lasciato, cioè l'Odissea e da Omero. E Ulisse arriva ad Itaca, torna ad Itaca, si fa riconoscere piano piano, prima dal Porcaro, poi dal padre, poi da Telemaco, poi dal mitico cane Argo, non dalla moglie, e racconta la moglie dell'isola di Creta. E questo ci dice moltissimo di quanto l'isola appunto fosse già in quell'immaginario collettivo della fine dell'VIII secolo un'isola centrale, no? Dice Odisseo alla moglie: c'è un'isola Creta in mezzo al livido mare, bella e ricca, cinta dall'onde, là uomini innumerevoli, senza fine, 90 città, miste le lingue, ci sono gli Achei, gli Etocretesi, i Cidoni, i Dori, divisi in 3 stirpi, i gloriosi Pelasgi, e poi parla di Cnosso e di Minossa, e questo appunto ci dice quanto Creta già volesse dire per il mondo greco in termini di centralità. Ma non basterebbe questo, possiamo ricordare anche che al centro dell'isola di Creta c'è un grande massiccio montuoso, oggi chiamato Psiloritis, che è quello che gli antichi chiamavano il Monte Ida, e su questo Monte Ida, che qui vedete ritratto dai monti meridionali dell'isola di Creta, si elevavano non solo le cime più alte che conosciamo in Grecia, nel Mediterraneo centrale, cioè quelle appunto del Monte Ida di ben 2456 metri, ma si apre anche una grotta straordinaria, una grotta molto grande di Deonantron appunto, che è questo che vedete, dove naturalmente tutti gli studenti dell'Università di Padova devono compiere il loro pellegrinaggio estivo per onorare quello che era il luogo della infanzia, della prima infanzia di Zeus. I greci ponevano appunto nell'isola di Creta il luogo di nascita di Zeus e il luogo di prima infanzia dove era stato nascosto dalla madre per strapparlo da Crono. In quest'isola gli archeologi italiani hanno trovato straordinari reperti che raccontano di queste storie antichissime. Abbiamo delle fonti importantissime come Esiodo nella Teogonia che ci racconta queste vicende iniziali, e tutto ciò ci conferma ancora una volta come per il mondo greco Creta ha un valore baricentrico, non solo fisico ma anche culturale e anche cultuale. Ma è un valore anche appunto baricentrico fisico, perché se tutto ciò succede a Creta o se tutto ciò si pensava di Creta è forse perché Creta è la regione di tutto il Mediterraneo unica che sta tra 3 continenti, sta tra l'Europa naturalmente, sta tra l'Asia e sta tra l'Africa. Nessun'altra terra ha questo, come dire, rendita di posizione che gli permette di assorbire e di vivere da realtà così diverse dal punto di vista geografico-culturale così tanti stimoli. E questi stimoli, soprattutto quelli orientali, producono a Creta quello che tutti conosciamo, cioè la prima grande civilizzazione, la grande prima civiltà che nei libri di storia ricordiamo, ovvero quella del mondo minoico. Sapete tutti, Cnosso, il grande palazzo, gli echi orientali di queste civiltà palatine, la prima scrittura con la lineare A. Creta insomma ha questo ruolo che i greci conoscevano bene e riconoscevano. E in quest'isola, che come tutti sapete diventa ad un certo punto veneziana, in quest'isola ad un certo punto arrivano i veneziani e riscoprono queste antichità, e lo fanno a partire almeno dal 1500 con un personaggio laureato, guardate il caso, all'Università di Padova, medico vicentino, Onorio Belli, che circolava nella sfera palladiana, il quale vaga nell'isola come medico dei governatori veneziani, riconosce le antichità, le disegna, e sulla sua scia altri viaggiatori del Grand Tour, e anche non del Grand Tour, come Pocock dell'inglese, come il capitano Spratt, che cominciano a far conoscere sempre di più in Occidente e nel mondo europeo quelle che sono le antichità di quest'isola. La nostra storia, la storia importante, però inizia con questo personaggio, Federico Alber, nato a Rovereto, dove era nato pure Paolo Orsi, e i 2, Alber e Paolo Orsi, li vedete ritratti sul ponte di un piroscafo che li porta appunto nel Mediterraneo. Federico Alber era nato nell'857 a Rovereto, tra l'876 e l'880 è studente a Roma, dall'81 all'82 perfezionando a Firenze in filologia, e questo è un dato importantissimo, col grande maestro Domenico Comparetti. Infine, il 9 giugno 1884 sbarca a Creta.
Tenete conto che Federico Alber ha 27 anni quando sbarca a Creta, l'età in cui certi nostri studenti stanno agguantando una laurea triennale o magistrale nel migliore dei casi. Federico Alber sbarca a Creta, compra un nero ronzino, come lo chiama lui, e comincia a vagare nell'isola fatta naturalmente di strade di terra battuta, fatta di aree infestate dalla malaria, fatta da persone difficili da trattare, ma va alla caccia di tutte le antichità dell'isola. E lo fa perché, come vi ho detto, il suo maestro Domenico Pomparetti era un filologo e aveva avuto notizie dall'abate Tenone e da molti altri che nell'isola si trovavano le testimonianze più significative delle più antiche scritture che il mondo greco ci aveva lasciato. Era una vera e propria caccia alle iscrizioni. Federico Alber vaga per l'isola, vi ho messo una carta, scusate che vediamo la luce, una carta che vi illustra un po' i percorsi che Federico Alber compie nell'isola e a un certo punto raggiunge naturalmente anche la parte meridionale dell'isola, la pianura della Messarà, una grande pianura che sta tra il Monte Ida e i monti meridionali dell'isola e giunge in quel punto rosso dove si apre appunto questa straordinaria pianura, un mare di olivi nel quale emergevano a non finire antichità. È quella pianura, è quel luogo che un personaggio a tutti noi ben noto, cioè Giuseppe Gerola, il 15 febbraio del 1900 descrive così, come un campi coperti di anemoni rossi, bianchi, violetti, prati ripieni di rosolacci, di fiori gialli, di margherite, sopra gli alberi da frutto in fiore ed un sole caldo, ed è il 15 febbraio. In questa pianura, appunto, Federico Alber arriva, sbarca e alla caccia, appunto, di iscrizioni si fa guidare dagli abitanti del luogo. Questa è la città vista da un'immagine aerea. Tenete conto che è una città dall'estensione notevolissima, raggiunge in età romana i 400 ettari, che sono una superficie enorme per il mondo antico, e Federico Alber all'interno di questi 400 ettari riesce a individuare, grazie all'aiuto degli abitanti del luogo, un punto che è quello che vi indico, un punto da cui i contadini gli segnalano delle cose particolari, un mulino ad acqua, il cui canale sfociava a ridosso di un muro. I contadini spiegano a Federico Alber che dove questo muro era pulito dall'acqua comparivano degli strani segni. Alber naturalmente capisce, intuisce, blocca il canale, avvia lo scavo e dopo pochissimi mesi, ripeto, a 27 anni, fa la più grande e più sensazionale delle scoperte mai fatte a Creta, cioè riporta in luce quella che si chiama ed è chiamata da tutti la megaliepigrafia, cioè la regina di tutte le iscrizioni greche. È un'iscrizione impressionante, qui vedete Federico Alber seduto a terra che disegna e riporta il testo di questa iscrizione ed è un'iscrizione, come vedete, dalle dimensioni, ripeto, assolutamente straordinarie. Sono 12 colonne di testo, sono 621 righe e soprattutto sono coerenti tra loro, cioè è un unico testo che rappresenta uno dei primi, dopo vedremo che ce ne sono altri, codici di leggi che regolavano la vita della città di Gortina, della polis di Gortina. Protezione della persona, devoluzione dei beni, singoli e patrimonio, autonomia patrimoniale della donna, casistiche di separazione tra uomo e donna e destinazione dei beni, insomma un documento epigrafico giuridico di valore assoluto. Tutt'oggi negli studi di diritto greco è la base di tutte le conoscenze a cui tutti si riferiscono. Fatta questa eccezionale scoperta, naturalmente Gortina entra nella cronaca assoluta, diventa meta di visita di tutti gli studiosi e vedete questo libro mastro che ancora si conserva nel paesino di Aghideca dove noi alloggiamo, in cui trovate dei nomi impressionanti dal capitano Spratt, Federico Alber stesso, Ernst Fabricius, Mariani, Taramelli, Dörfeld e vedete in ultima riga niente meno che Heinrich Schliemann, lo scopritore di Troia, che sulle notizie e sulle visite transita per Gortina. È l'inizio della missione archeologica italiana a Creta, siamo nel 1899, vi segnalo questo personaggio che era il proprietario del mulino ad acqua che segnalava ad Alber la presenza. Da tutto ciò poi accaduta nascono molte cose fino al 1909 quando viene fondata la Scuola Archeologica Italiana di Atene, per cui noi lavoriamo. Ma Federico Alber non si ferma qui e arriva dove dopo noi siamo arrivati. Federico Alber si fa ancora guidare dalle persone, da quanti lavorano nella pianura della Messarà, dai contadini, dal Rivianò, e il Rivianò gli segnala che in un'area centrale di questo mare d'Alivi cosparso di rovine si stanno cavando dei blocchi con altre iscrizioni e quindi Alber esattamente l'anno dopo, a 28 anni, fa la seconda grande scoperta. Si porta in questo mare di rovine e arriva appunto al tempio di Apollo Pizio dove noi siamo. E anche qui il successo è straordinario perché presso il tempio di Apollo Pizio, in parte all'interno delle murature, in parte sparsi attorno alle murature, Federico Alber recupera 160 blocchi
iscritti con iscrizione di altissima antichità che nessuno aveva mai potuto recuperare prima, perché come vi dirò sono iscrizioni che risalgono ad una fase precedente al grande codice di prima. Lo scavo di Alber viene pubblicato, le iscrizioni soprattutto vengono pubblicate, la felicità di Domenico Comparetti, filologo che aveva inviato il suo allievo, è somma e la storia in un certo senso si ferma qui. Alber e Comparetti erano di formazione epigrafisti, linguisti, e quindi il loro interesse per il contesto, per le architetture e per il quadro complessivo della polis all'interno di questo scenario è minore. Quindi lo scavo di Alber lascia aperte tutta una serie di tematiche che noi ci siamo prefissi di affrontare. Rilievo dell'edificio e quindi un'analisi architettonica di questo Tempio di Apollo che ora vedremo. Mancava una cronologia documentata per le 3 supposte fasi di questo edificio date da Alber e soprattutto un nucleo di iscrizioni di primario valore, come abbiamo visto, storico, ma prive di agganci storico-cronologici. Questi secondo nucleo di blocchi che Alber aveva recuperato erano datati fino a 3 anni fa solo su base paleografica, cioè sulla base della forma delle lettere, ma mancavano agganci cronologici di contesto. E quindi riprendere le analisi, gli studi in questo contesto ci permetteva sostanzialmente di affrontare un problema interessantissimo, quello del rapporto tra un santuario, un centro religioso, la nascita della città di Gortina, la nascita della polis. Quindi lo sviluppo di quello che è l'organismo fondante di tutto il mondo greco e a cascata e a conseguenza di tutto il mondo antico delle forme occidentali di governo che noi conosciamo. In fondo volevamo cercare di dare un contributo a questa domanda, alla risposta di questa domanda che già Ehrenberg si poneva nel 1937, quando e come nasce la polis, no? Domanda che sembra da un lato banale ma che ha una profondità storica e una problematicità alle spalle notevolissima. E allora ci siamo impegnati in questo contesto a sinistra che vedete, Tempio di Apollo e Teatro di Apollo. Dal 2001 al 2013 ci siamo dedicati allo scavo del teatro, successivamente all'edizione, al lavoro di edizione del teatro e poi allo scavo, allo studio del Tempio, di cui ora brevemente vi racconterò. Naturalmente l'impresa è un'impresa appunto universitaria del nostro Dipartimento di Padova, vede coinvolta anche l'Università di Siena che scava in aree esattamente limitrofe alle nostre e l'impegno è quello nostro di docenti, ricercatori, dottorandi, assegnisti, insomma un grande lavoro collettivo di squadra che ogni estate cerchiamo di portare avanti. Come dicevo, i primi anni ci hanno impegnato molto nello scavo del piccolo teatro legato al santuario di Apollo, abbiamo completato lo scavo, le ricostruzioni, le piante, tutto quello che serve, l'edizione completa del monumento e poi ci siamo dedicati interamente a questo soggetto-oggetto, cioè il Tempio di Apollo che Federico Alber aveva riportato alla luce, ma come dire con una sola, unica finalità di recuperarvi le iscrizioni che interessavano ai suoi obiettivi e a quelli di Comparetti. Come ci siamo mossi in questo caso? Beh, ci siamo mossi come sempre un archeologo si muove. Nel tentativo di risolvere i problemi che vi ho illustrato, la prima strategia è stata quella di condurre una serie di scavi stratigrafici che abbiamo posizionato nei punti che vedete illuminati in rosso e questo ci ha permesso tutta una serie di considerazioni, di letture di carattere strutturale dell'edificio che mancavano completamente. Siamo arrivati appunto a procedere poi con una serie di misurazioni di dettaglio, l'edificio era carente, mancava una pianta semplicemente dell'edificio, ma al di là della pianta di un rilievo tridimensionale completo e quindi con strumenti topografici abituali abbiamo provveduto a realizzare un rilievo quotato, completo dell'edificio, prima manuale, poi tramite strumentazioni, che ci ha permesso di ricostruire diciamo, quello che è l'assetto architettonico di tutti i livelli costruttivi dell'edificio, fare dei ragionamenti di cantiere, di forza lavoro, di tempi di costruzione e di quant'altro. È interessante, però qui la risoluzione non è buona, ma ora cerco di illustrarvi, che abbiamo proceduto anche grazie al rilievo con precisione diciamo subcentimetrica, di operare una serie di misure sull'edificio, come quella che vedete a destra, di tutti gli elementi fondamentali dell'edificio, cioè la larghezza dell'utinteria, la larghezza del primo corso, del secondo corso, delle fondazioni, e da questo abbiamo ricavato informazioni importanti, cioè abbiamo cercato di capire lo standard metrologico utilizzato per questo edificio e abbiamo verificato che non erano utilizzati gli standard metrologici caratteristici, cioè quelli del piede ionico, del piede attico, del piede dorico, ma ci sembra di aver intuito, grazie al rapporto tra misure metriche e misure appunto antiche, che sia stato utilizzato un piede particolare che viene ricordato da Erone di Alessandria, qui vedete il passo sulla sinistra, e che è definito piede reale, filetereo, babilonese o persiano, a seconda degli autori, delle fonti. Insomma, è un qualcosa ancora di abbastanza sfuggente dal punto di vista della denominazione, che però ha una misura secca di 333 mm. Con questa misura, appunto, si ottiene tutta una serie di valutazioni, di analisi sull'edificio
che trovano riscontro anche nel ritrovamento di un metro da costruttori esattamente di 333 mm in un naufragio fatto di fronte a Creta. Che cosa ci dà questa analisi? Ci dà una cosa molto interessante. Abbiamo riscontrato nella costruzione più antica dell'edificio tutta una serie di riscontri in termini di modularità, di simmetrie e di proporzioni che non sono naturalmente casuali. Per cui partendo dal piede filettereo abbiamo notato che il modulo base di 6 piedi viene utilizzato per l'apertura dell'edificio, viene moltiplicato per 10 per realizzare la lunghezza esterna, viene moltiplicato per 9 per realizzare la larghezza esterna in un rapporto di 9 a 10. Ma gli stessi piedi filettereo viene utilizzato nella parte di 5 per realizzare le mura perimetrali e in 50 piedi per realizzare la larghezza interna. È la misura che corrisponde a metà ecatompedon, che era la misura canonica, rituale con cui il mondo greco costruisce gli edifici religiosi. Ci sono poi tutta una serie di altre corrispondenze interne su cui non vi annoio, come la differenza di 10 piedi costante tra larghezza interna e lunghezza interna e esterna, che ci ricordano e ci hanno fatto capire che alle spalle della costruzione di questo grande edificio vi è una progettazione molto attenta, molto costante, molto precisa e determinata. Siamo tornati anche sulle iscrizioni che Federico Alber aveva riportato alla luce e siamo tornati a ricollocare nello spazio queste iscrizioni. Con un lavoro molto attento di alcuni allievi siamo riusciti a capire esattamente dove le singole iscrizioni erano incise e quindi a mettere in diretta relazione l'incisione delle iscrizioni con la costruzione dell'edificio sacro. Su questo ci siamo però anche soffermati con studi di carattere storico, epigrafico, naturalmente anche grazie all'intervento di colleghi di grande spessore internazionali, e abbiamo rilevato che tutto questo corpus di iscrizioni che Federico Alber aveva riportato alla luce corrisponde a tutta una serie di indicazioni relative ancora una volta al diritto della città, al diritto della persona, al diritto quindi pubblico, privato, sacro, e quindi anche questo grande corpus che, come dire, adornava le pareti dell'edificio sacro era un primissimo codice di leggi della città. È un po', se vogliamo, e lo dirò dopo ancora, l'atto di nascita della polis, cioè il momento in cui la comunità in corso di aggregazione definisce delle proprie norme. Non ci siamo però fermati all'iscrizione di Alber, ma con una dose di fortuna, ma credo anche di tenacia, nel corso della campagna di quest'anno siamo riusciti a recuperare altri blocchi iscritti, altri frammenti di lastre iscritte, per cui queste sono solo 3, ma ce ne sono circa una trentina di altre lastre riportate alla luce a luglio di quest'anno, con altre lettere arcaiche che vanno a completare o integrare quanto già sapevamo. La cosa è in corso di studio adesso presso il Museo Epigrafico di Atene. Tutto ciò però aveva un punto di domanda, ovvero sì, la nascita della polis, il primo codice di leggi, ma quando tutto ciò avviene? Federico Alber aveva lasciato dei grandissimi buchi di conoscenza sulle cronologie di questi edifici e di queste iscrizioni, e quindi abbiamo molto lavorato sul tema cronologico, e quindi con una serie di indagini stratigrafiche approfondite siamo riusciti a recuperare una serie di dati. Gli scavi condotti in quelle zone del santuario, nei pressi dell'altare, ci hanno restituito una marea di frammenti ceramici, letteralmente nell'ordine di migliaia, alcuni dei quali estremamente significativi, brutti per chi non fa l'archeologo e non intuisce la bellezza di questi piccoli frammenti, e lo capisco che non lo possa intuire, ma estremamente significativi. Ne vedete qui una selezione a sinistra in alto e nei disegni di profilo e di prospetto in basso. Si tratta di materiali, databili tra il X e l'VIII secolo a.C., cioè le fasi che noi chiamiamo protogeometriche, geometriche e geometriche tarde, e sono materiali importantissimi perché ci dicono che già in questa fase il santuario doveva essere frequentato, prima della costruzione del grande edificio monumentale, e quindi una qualche forma di aggregazione politica, nel senso di polis, doveva esistere. E questo trova un bel riscontro in un altro passo di Omero, questa volta dell'Iliade, che appunto tra la fine dell'VIII e l'inizio del VII secolo cita e nomina Gortina, vedete Teichio Essan, cioè Gortina cinta di mura. Siamo tra l'VIII e il VII e la menzione di Omero ci fa capire che esiste appunto già una forma di aggregazione. Ma ancora non intuiamo come era strutturato il santuario in queste fasi molto più antiche, e allora altri scavi ci hanno dato un riscontro importantissimo. In questo punto un altro saggio stratigrafico condotto ci ha restituito una traccia importantissima, ovvero una lastra disposta di piatto, scavata alcuni anni fa, che ci ha subito molto insospettito. Soprattutto insospettito perché questa lastra che vedete
a sinistra qui si poneva esattamente in quota al millimetro, devo dire, con i livelli dell'utinteria, cioè con la chiusura delle fondazioni del grande edificio delle iscrizioni che avete visto prima. E questo ci faceva intuire che potesse trattarsi di un deposito di fondazione, tipici rituali in cui spesso si immettevano doni offerti alla divinità nel momento di costruzione dell'edificio. Eccolo qui, 3 pietre che chiudevano al di sotto della lastra, e poi lo scavo, naturalmente abbastanza elettrizzante, emozionante con i nostri studenti, lo scavo di questo piccolo deposito, anche qui nulla di esteticamente interessante, lo vedete in alto a sinistra, ma invece di estremamente importante. Vedete che dentro questo deposito di fondazione abbiamo recuperato una coppa, che è questa, in stato frammentario, ma una coppa molto importante per noi perché è una coppa tipica, monoansata, vernice nera, che viene utilizzata in tutte le libagioni, in tutti gli atti rituali che si compiono a Creta tra l'inizio e la metà del VII secolo a.C. L'analisi radiometrica del carbone inserito nel deposito di fondazione conferma che siamo in questa fase tra VIII e VII secolo a.C. I confronti pure. Questo ci ha dato una spinta importantissima perché ci ha fatto capire una cosa fondamentale, che la realizzazione dell'edificio sacro avviene tra la fine dell'VIII e la metà del VII secolo a.C. E quindi abbiamo cominciato ad agganciare nel tempo, in maniera abbastanza affidabile, la realizzazione del grande complesso. Ma naturalmente, come capite, agganciato il complesso abbiamo agganciato le iscrizioni, per cui possiamo sicuramente dire che le iscrizioni sono realizzate in una fase avanzata del VII secolo probabilmente, quando l'edificio è ormai costruito. Ma naturalmente le iscrizioni portano con sé un codice di leggi e portano con sé la nascita di una comunità politica. E quindi da tutto ciò ne deriva appunto questa possibilità di comporre un po' un quadro cronologico e evolutivo che ora ci è abbastanza chiaro. Tra il 900 e il 700 a.C. vi è una lenta e graduale formazione del polo religioso attorno a cui si coagula la prima comunità, ma esiste una fase tra il 700 e il 600 a.C., probabilmente molto più intensa, dove i processi subiscono un'accelerazione chiarissima e dove appunto la crescita del polo religioso porta con sé la costruzione del grande edificio e la fissazione di un primo codice di leggi. Abbiamo lavorato molto anche su queste leggi e sulla fissazione su pietra delle leggi da una tradizione orale, ma certamente in questo momento storico l'avvenuta realizzazione dell'edificio e la scrittura del primo codice di leggi indicano appunto una polis ormai nata, ormai matura. Ce lo dice anche non solo tutto questo, ma questo semplice grafico a barre che documenta il numero di offerte votive nei santuari gortini nel corso del tempo. E vedete come tra il 700 e il 600 a.C. c'è un'impennata netta di queste offerte e del numero di queste offerte. La polis quindi è nata, la polis riesce a nascere, è matura nell'inizio del VII secolo e ce lo dice un tratto di quelle iscrizioni che già Albert aveva messo in luce, che ora vi illumino, che è questa. La scrittura all'epoca è da destra a sinistra e da sinistra a destra, quindi in questo caso va letta da destra a sinistra, e quello che vedete è un'iscrizione importantissima perché trascritta è questa, e letta nel verso giusto è questa, Poli Pansai. È un passaggio su cui tanti si sono concentrati perché ci dice una cosa chiara. Polis sta per polis, città, comunità soprattutto, pansai e paspasapan, che tutti coloro che hanno fatto greco sanno che vuol dire tutta nel suo insieme, e quindi la citazione di una polipansai all'interno di un'iscrizione di questo periodo ci indica che esiste un'unità, che le vecchie comunità formate da villaggi sparsi nella pianura si sono riunite in qualcosa che politicamente, socialmente, economicamente ora è unitario, è unico, è solo. Questo è veramente un atto di nascita che noi abbiamo di questa comunità urbana. Tenete conto che queste iscrizioni giuridiche sono in assoluto le più antiche che il mondo greco conosce. Non esistono iscrizioni giuridiche così estese, più grandi e più complesse in tutto il mondo greco, ma in tutto il mondo mediterraneo. Quindi questi sono atti giuridici che hanno un valore immenso per questa appunto vicenda della nascita della polis. Ci siamo posti però un problema: da dove nasce, da dove arriva questa spinta? Perché tra il 700 e il 600 c'è questa grandissima crescita di accelerazione della nascita della polis? Allora abbiamo riflettuto su almeno 3 aspetti che non sono per nulla marginali. La progettazione architettonica dell'edificio su basi metrologiche di ascendenza orientale. Questo piede filetereo ha ascendenze sicure orientali. Introduzione della scrittura, non banale, sono tra le prime iscrizioni che noi troviamo in greco e tutti sappiamo che l'alfabeto greco ha una derivazione netta dagli alfabeti semitici, nord semitici, quindi dal fenicio come spesso lo chiamiamo.
ma anche la titolazione divina ad Apollo, la prima che troviamo, è molto probabilmente collegata al mondo orientale con la divinità Reshep, che è una divinità della pestilenza, della malattia, e sapete quanto Apollo ha valore anche in questo campo. Quindi standard meteorologici orientali, alfabeto orientale, divinità di origine orientale, e chiaramente tutto questo ci fa capire che evidentemente tra l'VIII e il VII secolo le navigazioni che interessano tutto il Mediterraneo, da est a ovest, toccano anche Creta, portano a Creta uomini, persone, scritture, unità di misura, merci, che evidentemente danno una spinta e danno questa accelerazione su cui più volte fatto riferimento, che noi vediamo anche a Gortina. E allora per capire tutto ciò basta spostarsi di poco, basta spostarsi, vedete, da Gortina a Commos, 18 km di pianura della Messarà, e si arriva sulle coste orientali, occidentali di Creta, del mare Libico, in questa località chiamata appunto Commos, dove gli scavi canadesi hanno portato alla luce già ormai da molti anni uno straordinario emporio, punto di sosta delle navigazioni da Oriente a Occidente. Qui vedete una pianta plurifase in cui già da età minoica si installano arsenali per tirare le navi a secco, ma soprattutto a partire dall'inizio del primo millennio noi vediamo arrivare a Commos tutta una serie di merci che arrivano da Cipro, dalle Cicladi, dall'Anatolia, dal Levante, dall'Egitto e addirittura dalla Sardegna. È un punto in cui si scambiano e si fermano e si raccordano tutte queste navigazioni da est a ovest nel Mediterraneo, che poi trasferiscono appunto anche a Gortina, secondo noi, tutta una serie di conoscenze. Vedete lì rappresentate, solo per qualche esempio, tutta una serie di anfore prodotte tra Tiro, Biblo, Sidone in Fenicia, vedete materiali, statuette in faience prodotte in Egitto, vedete le brocche ascoidi prodotte in Sardegna che i fenici riportano a Creta nei viaggi di ritorno dall'Occidente verso Oriente. E allora tutto ciò chiaramente ci fa capire quanto l'Oriente, quanto i sapori d'Oriente, la cultura d'Oriente millenaria ha portato nel Mediterraneo in questo periodo. E non lo pensiamo solo noi, non lo diciamo solo noi, ma gli antichi ne avevano una chiarissima percezione di questo. E allora basterà andarsi a vedere quello che è uno dei più bei miti che sono raccontati, no? Quelli di Europa e del Ratto d'Europa. Il Ratto d'Europa lo conoscerete, il Zeus, simbolo della civiltà occidentale, del mondo greco, del Pantheon greco, si camuffa da Candido Toro, vola sulle spiagge d'Oriente, sulle spiagge di Tiro, di Biblo, di Sidone, della Fenicia, e lì trova la figlia della principessa che si chiama, guarda caso, Europa. La rapisce e dove va ad unirsi alla principessa? In quale posto del Mediterraneo? Esattamente a Gortina. Teofrasto ce lo dice, ma ce lo dice anche Plinio, e raccontano che a Creta si dice vi fosse un platano presso una fonte nella regione di Gortina che non perde mai le foglie, perché a quanto raccontano Zeus si unì sotto questo con Europa. Allora questo è un racconto mitico sotto cui, come sappiamo, il mondo greco nasconde sempre tutto e di più, che ci fa proprio capire come Creta e Gortina in particolare siano luoghi, siti, mondi dove si raccordano universi culturali, cultuali, ma anche tecnologici, ma anche di sapere, che stanno tra Oriente e Occidente. E chiudo con questa bellissima immagine, secondo me, non tanto la parte di destra che ho fatto io così un po' per gioco, ma quella di sinistra, un famoso celebre libro di Santo Mazzarino, Fra Oriente e Occidente, vecchio libro, sempre utile, con Eracle e Anteo che si scontrano e incontrano assieme, che ci fa capire, che ci ha ricordato, appunto, assieme a tutti i nostri secchi di terra, cazzuole, carriole e quant'altro, e piccoli cocci, brutti cocci, che spesso questi grandi processi storici, come l'alba della polis, che noi siamo riusciti, come dire, a captare, a intuire in maniera abbastanza nitida, sono spesso il riflesso e il frutto dell'incontro di civiltà, dell'incontro di mondi, di raccordo di mondi e non di divisione di mondi. Il Mediterraneo oggi ha e vive questi problemi di unione e scontro, no? Di lotta e di migrazioni, e quindi questo esempio, questa storia che noi cerchiamo di raccontare, in cui vediamo benissimo anche nella misura delle pietre quanto l'Oriente sia collegato e abbia offerto all'Occidente, credo che sia una bella lezione che noi stiamo imparando anche al di là della nostra passione, diciamo, per la ricerca archeologica pura. Ecco, io vi ringrazio, ho cercato di essere il più breve possibile perché la giornata è intensa, per lasciare spazio anche a altri, però sono qui per tutte le domande o per tutto quello che volete sapere di più su questa nostra impresa. Grazie.